Allora, eccoci rientrati, eccoci di nuovo nello studio di TV7 Match per questa serata dedicata alla candidatura di Cortina alle Olimpiadi del 2026. Abbiamo parlato prima del bob, anzi no, scusatemi. Durante la pubblicità ci ha raggiunto un altro ospite, Angelo Zuppardo di Liberi Uguali. Grazie di essere qua nei nostri studi, Zuppardo. Adesso la facciamo intervenire, ma prima torniamo di nuovo appunto in montagna per parlare di bob e lo facciamo con Roberto Zandonella, come dicevo, oro olimpico a Grenoble nel 68 nel bob a 4 con Eugenio Monti. Vediamo. Beh, sicuramente sarebbero un traguardo per il Veneto, per Cortina e per l'Italia, perché penso che le alternative di Torino e Milano siano meno appetibili, in quanto Milano io vedrei un dispendio di energie esorbitanti, perché non ha nessun impianto, non hanno pista da bob, non hanno trampolini di salto, non hanno niente, o hanno poca roba, non so cos'è, hanno a Bormio la pista di discesa o qualche pista appunto in Valtellina col fondo. Però diciamo che anche là mancano tutte le strutture che diciamo Cortina, con l'aiuto dell'Alto Adige, che sarebbe in prima persona interessato, perché l'Alto Adige ha il vivaio intenso di atleti dello skeleton e dello slittino, che attualmente anche loro si trovano a dover peregrinare su tutte le piste del mondo per riuscire ad allenarsi e progredire nella propria attività. Se riuscissero a completare e fare la pista a Cortina, a ripristinarla, quindi poterla rendere agibile anche d'estate, ad Altenberg d'estate scendono con uno slittino ad oltre 130 km all'ora, uno slittino con le rotelle. Ad Altenberg scendono con il bob, un bob che evidentemente scende lungo la pista e evidentemente permette ai piloti e ai frenatori di esercitarci durante tutto l'anno. Dopo anche d'inverno, perché avendo una pista, sia gli atleti dello skeleton, sia gli atleti dello slittino, sia gli atleti del bob avrebbero la possibilità di allenarsi e evidentemente evolversi nella specialità e quindi raggiungere i traguardi che i vecchi, tra virgolette, sono riusciti ad ottenere. L'Italia tutt'oggi vive degli allori degli anni precedenti, vive sugli allori di coloro che per anni si sono dedicati a questa specialità, sacrificando una vita e sacrificandosi anche con, diciamo così, vedi Zardini, con la vita, che è morto in America. Allora, Presidente Bardelle, allora per i giovani, no, sarebbe importante il ripristino di queste strutture. C'è anche il trampolino di Cortina che necessita di un restauro importante. Le Olimpiadi potrebbero essere il momento giusto per ripristinare queste strutture e dare la possibilità, l'abbiamo sentito da Zandonella, gli atleti del bob, dello skeleton, dello slittino vanno ad allenarsi un po' in tutto il mondo. Infatti il problema che ha lo sport in Italia in questo momento, pur avendo un valore molto importante, perché a livello internazionale siamo al 9º-10° posto, che è l'abbandono dello sport dei giovani. Dopo i 14 anni, 15 anni abbiamo un vuoto molto pericoloso, che i ragazzi abbandonano lo sport e magari poi rientrano a 22, 23, 24 anni. E allora se non si mettono a disposizione dei ragazzi degli impianti sportivi che funzionano tutto l'anno, che li fanno andare via dalla strada, dal telefonino, eccetera, per quello è il segnale che mando io, investire nell'impiantistica sportiva invernale oppure palazzetti, eccetera, sono i soldi investiti meglio. Si investe tanto negli ospedali, investiamo anche nell'impiantistica sportiva, io l'ho detto tante volte al governatore Zaia, è importante perché in questo momento l'abbandono dello sport dei nostri giovani esiste, non è che ce lo possiamo dimenticare ed avviene dopo i 15 anni. Allora della impiantistica fatta in montagna, so che costa eccetera, però poi deve essere mantenuta, non abbandonata. Lì purtroppo anche per le Olimpiadi di Cortina poi ci si è dimenticato che c'era il trampolino che poteva servire moltissimo ai nostri ragazzi a divertirsi.
le scuole, portare le scuole a divertirsi. Invece magari è stata abbandonata ed è diventato solo visibile così, come il bob, la pista di bob. Quanti ragazzi si divertirebbero tutto l'anno a andare giù col bob e divertirsi, magari accorciandolo, eccetera. E invece è stato un po' abbandonato. Adesso però, sì, beh, lo stiamo vedendo nelle immagini. con la nuova amministrazione, la prossima settimana saremo dall'assessore con la nuova amministrazione di Cortina proprio per chiedere un bob a dimensione dei giovani. Poi ci sarà quello delle Olimpiadi, ma è importante che ci sia anche quello per i giovani. Presidente, che intervengo senza farmi dare la parola, a me ogni tanto faccio così, insomma, ma al di là di quello, pensi che il Comune di Cortina in questo momento, purtroppo, non ha un centesimo, non ha un euro per il famoso patto di stabilità e per il fatto che deve rientrare da una determinata cifra spesa precedentemente, ed è sotto osservazione della Corte dei Conti. Quindi il Comune di Cortina in questo momento, se ha una buca grande così, che si forma dopo questi nubifragi di questi ultimi giorni, non è in grado di aggiustarla. Ecco, questo è il quadro della questione. Ed è fondamentale a questo punto metterci mano, e io mi auguro anche che il famoso referendum del 22 ottobre, che ha visto tutto il Veneto pronunciarsi e la provincia di Belluno pronunciarsi su una sorta di autonomia, possa sbloccare questa questione, questo nodo, perché pensate e immaginate, il presidente del CONI regionale va dall'assessore allo sport di Cortina, l'assessore dello sport di Cortina ha 0 risorse a disposizione, quindi potrà dirgli solamente bravo, praticamente, ma poi alla fine bravo e basta. Ecco, serve anche guardare con fiducia il futuro. E io mi auguro che l'autonomia, questo famoso e importante referendum, sia data attuazione, perché ci potrebbe dare la possibilità di avere per il Veneto anche una certa quantità di risorse per le infrastrutture, perché se noi aspettiamo che sia sempre ANAS che su un piano nazionale individua attraverso la spinta di una serie di portatori di interessi, tutti buoni, determinate cifre, probabilmente il 2026, quando avremo praticamente il mondo che ci guarda, avremo ancora tanti buchi neri. Ecco, questo è il dato di fatto. Quindi questa è anche una sorta di prova generale di tipo politico per far spingere tutti verso una determinata soluzione. È una diversa gestione del bene pubblico e soprattutto delle risorse. Ecco, bisogna far crescere i giovani, farli appassionare delle cose, delle competizioni, che non sono le competizioni del telefonino come diceva il Presidente, ma delle competizioni che sono valide, dove uno si mette in gioco e mette tutta la sua capacità. Ma chi può intervenire oltre il Comune per fare questi impianti, modificarli o restaurarli o farne di nuovi? Chi sono le figure politiche o amministrative? Prego. Poi sicuramente il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti interverrà, perché ha la sua visione del Veneto e l'ha anche buona, perché ottima, perché insomma è uno che si impegna ed è sul pezzo. Però qui c'è un commissario straordinario che per quanto riguarda gli eventi dei mondiali, per i mondiali del 2021. Ma c'è già o deve essere? No, c'è già, guardi, mi permetta, è da poco che io faccio politica, quindi non mi ricordo il nome, però fondamentalmente c'è, ed è anche un operativo, lo diceva prima nell'intervista il sindaco, mi pare. E quindi questo signore ha un pacchetto di risorse a sua disposizione, dove sa già quanti soldi ha 208 milioni di euro per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità e sul miglioramento infrastrutturale viabilistico, ha mi pare dai 60 agli 80 milioni di euro per quanto riguarda le infrastrutture interne. È questo che i binari sono questi, ecco, i binari sono questi. Poi sicuramente... Ma non si può trovare uno sponsor come succede in tante altre parti del mondo? Ma penso che la presenza di Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Benetton sulla pista di bob. Lei ha perfettamente ragione, ma probabilmente ci hanno pensato, perché il presidente Alessandro Benetton, che è presidente della Fondazione per i Mondiali 2021, ecco, vedete, sono rimasto indietro, però 2021 sicuramente avrà la possibilità di metterci in mano da questo punto di vista. 2021.
20-21, quindi un 20 era giusto, un 21 in meno. No, Bene. posso? Prego Presidente, prego. Che Dario dica che è da poco che in politica... Sì, Infatti era una certo. battuta che volevo fare anch'io. Vabbè, ma sono tornato Noi dopo, che siamo dopo 3 anni, vecchiotti... quindi... Ma ecco, in questo senso la Regione come si muove? Lo diceva prima Benedario, noi stiamo spingendo anche sull'autonomia ed è una cosa che mi auguro veda risultati nel breve periodo. Però quando si parla di un evento come questo e quindi anche mettere in moto e preventivamente sistemare le strutture che ci sono, c'è una filiera politico-istituzionale che si mette in moto. Un'altra cosa utile e che stiamo vedendo sta funzionando sono il Fondo Comuni di Confine, dove Cortina è diciamo, attore non secondario. Andremo a programmare i prossimi fondi strategici del Fondo Comuni di Confine 2020 e 2021 nel prossimo autunno, prossima primavera. Anche questa è una partita che può trovare all'interno di quei fondi, che sono fondi e moneta sonante, anche questa da spendere in breve termine, una posta che possa servire a rimettere in moto, magari in maniera appunto minore è un termine brutto, ma a rendere utilizzabile la pista di bob per evitare appunto anche il sobbarcarsi degli atleti che stanno facendo fatiche immani in questi anni appunto per riuscire ad allenarsi, per riuscire a fare delle gare degne di questo nome. Quindi ci sono dei fondi che possono anche essere utilizzati in maniera veloce, l'importante è che il Comune di Cortina preveda delle priorità e le porti ai prossimi tavoli che vedranno appunto il Fondo Comune di Confine interessato a nuovi risorse Suggerirei però che queste fondamentali. cose venissero fatte per tempo, perché non servono solo le Olimpiadi, servono i mondiali, ma prima dei mondiali servono gli allenamenti dei giovani. Quindi se abbiamo delle piste già pronte e i giovani si possono allenare, abbiamo probabilità che cresca una generazione che possa affrontare degnamente le Olimpiadi. Quindi i tempi, perché in Italia il problema è che il tempo conta poco. Allora, vi è messo un commissario straordinario per i mondiali del 2021 proprio perché noi abbiamo leggi per fare opere pubbliche, per usare soldi pubblici che sono assolutamente faraginose, che non servono a garantire la bontà di progetti, non servono a garantire la bontà dei lavori, sono leggi che allungano i tempi in maniera clamorosa e i commissari vengono messi proprio per questo. Tornando al Fondo Comuni di Confine, è un fondo che ha i soldi cash già pronti nel 2019 che devono essere spesi in pochissimo tempo. Io faccio parte del comitato che gestisce questi fondi e continuiamo a ricevere dai comuni richieste di proroga per l'inizio dei lavori, per la fine dei lavori, proprio perché con queste leggi non riescono a fare i lavori in tempo breve. È anche questa una delle priorità del nuovo governo, che deve metter mano alla legge sui lavori pubblici per garantire sicuramente trasparenza in tutto l'iter, ma anche avere la possibilità di non dover chiedere le carte in triplice, quadruplice copia, carte che non servono più quando lo hai una volta, insomma. Certo. I primi segnali non sono così favorevoli perché sono contro tutto, ma insomma cambiamo discorso. Sto parlando della legislazione e non delle grandi opere, che anche su quello, leggendo il contratto, qualcuno... E questo è un tema scottante, perché noi fino adesso abbiamo parlato, come dire, tra virgolette, di tutte le cose belle di Cortina, ma ci sono anche delle criticità che si affrontano. Per fare le cose non è che premi un pulsante e sistemi la pista, devi fare una gara d'appalto, devi trovare la ditta giusta, cioè non è semplicissimo e bisogna, ripeto, semplificare anche questo, perché è inutile tenere soldi pubblici che in questo momento sono benzina da mettere nell'economia nel più breve tempo possibile, tenerli fermi per anni appunto per problemi burocratici. Certo, uno dei problemi è sicuramente, l'abbiamo accennato prima, quello della viabilità, dunque dell'accesso a Cortina. Un altro problema è quello legato alla sicurezza idrogeologica, perché sappiamo che la zona di Cortina in più occasioni sono avvenute delle frane, ce n'è una, abbiamo anche le immagini in proposito, che incombe proprio sulla statale di Alemagna. Qui ogni volta che arriva una pioggia
un pochino più forte come dire, del normale, crea seri problemi e anche insomma, nell'ultimo anno Cortina è rimasta bloccata più di qualche volta, isolata, poi c'è stata anche una vittima invece con un'altra frana, quindi l'area richiede un intervento. Qui è l'ANAS che interviene e quindi anche qui c'è da lavorare sulla sicurezza idraulica, no? Sì, c'è da lavorare, c'è anche la fortuna, devo dire, che abbiamo un assessore regionale della provincia di Belluno che è l'ingegner Giampaolo Bottacin, che onestamente mi pare molto sveglio su alcune cose e anche capace di affrontare la questione. La sta affrontando in maniera precisa anche questa frana, anche questi sono centinaia di milioni di metri cubi di materiale. Certo. Ma si vede allora, qui diceva prima uno dei presidenti seduti, ma sarebbe quasi sarebbe da portarla via sto muccio di materiale che abbiamo detto. Gli ho detto sì, hai ragione, però portarla via, sai, anche voi, non solo le ruspe, ma ci vogliono anche altri mezzi. Però al di là della battuta, quel tratto lì da Bodo di Cadore fino a Cortina e anche un po' continuando verso l'Alto Adige è un tratto molto pericoloso. E lei ha giustamente, voi avete giustamente messo il dito un po' sulla piaga, perché noi ci facciamo tante questioni, tanti ragionamenti sulla circolazione di San Vito di Cadore, che è molto discussa, che la Commissione Impatto Ambientale Nazionale ha dato una serie di prescrizioni che per a realizzarle tutte ci vogliono 18 milioni di euro e l'ANAS ha scritto 34, quindi 34 più 18 fa 52. Quindi realizzare la circolazione di San Vito, per dirne una, però la priorità sarebbe proprio quella di mettere in sicurezza la strada, perché supponiamo che, speriamo di no, anche nel 2021, che di solito, correggimi Bortoluzzi, i mondiali avvengono intorno tra febbraio e marzo, c'è un leggero gelo e disgelo con una temperatura che va ad aumentare, magari un po' di acqua sotto che lavora ti viene giù, certo. e lì è la fregatura colossale, perché blocchi la strada, andiamo a livello mondiale, mondiali bloccati, quindi la messa in sicurezza di quella strada è fondamentale. Certo, e poi c'è la problematica, l'avevamo accennato prima, della viabilità, perché l'ANAS ha già detto che è in ritardo per tutte quelle che sono le opere in vista del 2021. Ora Zuppardo farà intervenire anche lei, perché questo del ritardo in Italia è un po' come dire, un fatto ricorrente. Ricordiamo i mondiali di calcio del 1990, doveva esserci la terza corsia dell'autostrada, ma è stata fatta dopo. Pensiamo anche alla Pedemontana, perché la Pedemontana probabilmente potrebbe avere, probabilmente sarà pronta per il 2026. No? No, sarà pronta per il 2020 in teoria, stando al vedremo, però è in ritardo, questo è in ritardo. Quest'anno, visto i costi, speriamo, perché ci è costata 2 volte, una col Foggia Financing e 2 volte perché la paghiamo i cittadini veneti con l'IRPEF. Su questo, se vuole, le spiego tutto quanto per filo per segno, ma non a me, lo spiega l'Espresso che ci ha fatto, io la conosco. L'Espresso sta facendo una campagna leggermente... L'importante è che ci sia, l'importante è che ci sia. Guardi, venga a ottobre e vedrà un tatuaggio. Almeno abbiamo pagato qualcosa in più, però abbiamo l'opera. No, però le Olimpiadi sono occasioni duplici. Da un lato sono sempre un grande momento di cultura, di sport e di comunità, e possono essere 2 cose, o una grande occasione. Torino su questo si è reinventata come città, era una città in crisi, nella crisi della Fiat c'era la crisi di una grande città italiana, le Olimpiadi invernali hanno dato a Torino un'altra idea di come può essere una città. Per fare questa operazione, ha ragione il Presidente, non è che può essere caricato sul comune di Cortina, che peraltro ha avuto un comune che è in osservazione della Corte dei Conti non a caso, perché ha avuto delle vicende politiche complesse, anche giudiziarie. Lo fai se c'è una filiera che riguarda il comune, che peraltro è la parte più debole, visto che c'è il patto di stabilità e di fatto ti impedisce grandi operazioni di investimento, lo fai se c'è la regione, se c'è il paese, se c'è il governo, se c'è tutto attorno una grande operazione che fa sistema attorno a questa cosa. Dopodiché io eviterei, come dire, da un lato i pessimismi e dall'altro lato i grandi entusiasmi di cui generalmente poi su queste cose producono, perché si è anche dentro una competizione,
che riguarda altre città, altri posti del mondo, e quindi eviterei di viverla sempre tutto come l'ultima nostra grande occasione. È un'opportunità, intanto per misurare il nostro territorio, è uno dei posti più belli del mondo. Questo non c'è un po' di dubbio, le Dolomiti sono un patrimonio del mondo, non sono una cosa che riguarda l'Italia, ha tutte le carte in regola per farlo. Vediamo se serve per quanto ci riguarda. Noi siamo qui in Veneto, in Consiglio regionale, una forza di opposizione, se serve diamo il nostro contributo rispetto a questa cosa. Stiamo anche attenti che le Olimpiadi sono anche grandi occasioni per business e per affari a volte non molto leciti, però questo non ci deve fare paura perché introduciamo meccanismi di supercontrollo. Ci vuole come dire, una grande capacità di far sintesi politica, di guardare avanti e di capire che comunque vada, e come ho detto così, sportivamente, non dico è importante partecipare, però è una grande occasione per quel pezzo di territorio che già è importante per la sua occasione turistica, ma sicuramente per mostrarsi al mondo. È una grande occasione per noi, per questa regione, secondo me anche per il Paese. Mi auguro che il governo nazionale su questo costruisca un tavolo dove c'è una condizione per cui fai una filiera di sistema. Certo, ecco, una cosa curiosa, prima non l'abbiamo detto, a proposito dello sci alpino, no? Zeno Colò non era presente alla competizione. Perché non era presente? Perché era considerato un professionista, credo avesse firmato una linea di abbigliamento e per questo è stato escluso dalla competizione. Zanella, ecco, tornando alla storia dello sport, oggi è completamente diverso, no? Sì, ecco, non abbiamo l'Olimpiade parlato. comunque ha sempre dei limiti suoi particolari. Mi sembra che la pubblicità dimostrabile praticamente sia 8 cm per 2 e se non è cambiato, ma rimangono ancora dei parametri molto molto stretti. L'Olimpiade, diciamo, insomma, è qualcosa di veramente di sacro, di particolare e deve mantenere anche questo aspetto. Poi senza lo sponsor, senza tutta la pubblicità che ci gira attorno, l'Olimpiade non avrebbe senso di esistere, non potrebbe nemmeno esistere, perché un minuto fa ci siamo detti tutti, speriamo che arrivi uno sponsor, e non a caso Alessandro Benetton ai vertici di queste grandi manifestazioni dà un segno che l'evento sportivo va reclamizzato e va pubblicizzato, ma l'atleta viaggia con una grande pubblicità, ed è quella della propria nazione. Cioè, l'Italia scritto grande davanti, come altre nazioni, è qualcosa di veramente eccezionale, è qualcosa che naturalmente ha la ricaduta su tutto il popolo italiano, e questo direi che è già un evento eccezionale. Ecco, tornando allo sci alpino, Bortoluzzi, Cortina potrebbe ospitare le gare di sci alpino oltre al bob per le Olimpiadi? Sì. Potrebbero essere queste, no? Come dire, la destinazione... Diciamo che ogni evento ha le sue caratteristiche particolari, che le piste devono avere le sue caratteristiche particolari. Adesso però di quei lavori che parlava prima Dario Bond relativi alle piste per i mondiali, dove appunto il commissario, l'ingegner Sant'Andrea Luigi, queste metterebbero a punto, sono lavori che partiranno fra qualche giorno e che devono essere ultimati entro ottobre. Sono l'allungamento dell'arrivo della discesa libera del Faloria, e ci sono i collegamenti che vanno tra il Faloria, il Cinque Torri e le Tofane. Ecco, credo eccole che... qua, qui vediamo tecnicamente eccole qua, le piste saranno a posto per le Olimpiadi. Quindi noi là siamo a posto. Per quanto riguarda il trampolino ormai quello che è lassù è un monumento. Certo. Non potrai più fare niente. Utilizzato. Esistono ormai delle progettazioni volte a fare dei trampolini che addirittura ti accorgi che esistono, inseriti proprio nell'ambiente. Vedi Predazzo, ad esempio, che ne ha 3 pronti lì fuori la porta di casa. Come ripeto, il progetto in sé
va leggermente modificato, sicuramente determinati investimenti, tutto quello che vuoi, però non la dobbiamo costruire la pista a bob come è avvenuto a Cesana, che adesso l'hanno smantellata. Non dobbiamo costruire il trampolino, le abbiamo là. A Pyeongchang facevano per svolgere le varie discipline, coloro i quali sono andati mi hanno raccontato, facevano anche 3-4 ore in macchina, di treno e quant'altro per andare da una location all'altra. Certo. Voglio dire. Anche Sochi è un altro posto dove Sochi è un posto di mare, tutti ti hanno raccontato che le Olimpiadi venivano fatte a Sochi, poi ti rendevi conto che in realtà la parte montagna era a 3 ore di macchina, 3 ore da di lì, macchina. cioè, non ha senso. Ecco, per lo sci nordico Bardelle potrebbe essere coinvolta anche Asiago? Io direi tutto il territorio del Veneto dovrebbe essere coinvolto, specialmente quello di montagna. E sicuramente Asiago sarà molto importante, però se mi permetti, io vorrei, siccome ho sentito alcune dichiarazioni, io vorrei rivolgermi a tutti quei telespettatori di TV7 che in questo momento ci guardano e a molti amici miei che mi dicono ma sì, ma parlate sempre di sport, Olimpiadi, soldi spesi, ma mandiamo un sacco di soldi per Cortina, eccetera. Io ho i capelli bianchi, ho vissuto il 56, le Olimpiadi, le ho anche viste, una, sono riuscito a vederla perché mi ha portato mio papà, ma mi ricordo anche gli anni dai 60-80, c'è stata una zona del Veneto che è vissuta con gli scarponi, con gli sci, con le ditte importantissime, non voglio far nomi, ma l'economia con le Olimpiadi ha avuto un ruolo molto importante per certe, Treviso voglio dire, certo, specialmente, o l'altopiano di Asiago, eccetera. È vissuto per anni e ha costruito delle grandi imprese e quindi attraverso lo sport, siccome ho visto economia, non facciamo solo il divertimento di chi va a vedere le Olimpiadi oppure magari i politici perché costruiscono le strade, scusate, che quello è importantissimo, ma poi fanno, chi ci crede, i politici che credono, che fanno squadra con noi, credono che fanno crescere l'economia di questa regione ed è importantissima perché viviamo con le montagne, viviamo col lago e viviamo col mare e certamente privilegiare la montagna in questo momento vuol dire privilegiare tante industrie della nostra regione che lavorano e vivono proprio con lo sport del ghiaccio, con lo sport della neve, eccetera. Quindi, cari amici telespettatori, noi facciamo questo grande sforzo di fare grande squadra assieme ai governatori e chi ci crede, perché vogliamo portare veramente un benessere anche economico, salvare i ragazzi dall'abbandono, ma anche fare un benessere economico alla nostra regione. Scusate, ma ritengo di aver dato un segnale. Allora, dicevamo giustamente che le Olimpiadi sono un volano anche per l'economia e non solo per far divertire i ragazzi, ma Ciambetti, noi l'abbiamo detto prima che lei arrivasse in trasmissione, ne abbiamo parlato, e appunto la candidatura di Milano, di Torino e di Cortina. Insomma, c'è un confronto a livello politico tra Di Maio, Salvini e Zaia, è così? Ma no, non è un confronto politico, è un confronto di Bonda territori. annuisce però, È un confronto di territori dove effettivamente, ma lo diceva prima uno degli intervistati, noi abbiamo le carte in regola perché abbiamo strutture presenti sul territorio che basta un minimo di aggiornamento, ne abbiamo altre che vengono aggiornate adesso per i mondiali, saranno pronte eventualmente per appunto le eventuali Olimpiadi. Torino, permettetemi, l'ha appena avuta. Mi permetto di dire che anche il degrado delle infrastrutture avuto al Sestriere non sono più riutilizzabili, vanno riprese per mano completamente o addirittura alcune smontate. La Lombardia deve fare tutto perché non ha impianti pronti come li abbiamo noi appunto nelle 2 province autonome e nella regione. Quindi direi che siamo leggermente messi meglio nel confronto che viene fatto e sarà soprattutto nella relazione che sta per essere presentata appunto
da parte nostra questa cosa verrà messa in chiara in maniera proprio lampante. Ripeto, ce lo chiedono sicuramente molto a voce alta Bolzano e Trento, ma siamo convinti di questo, che deve essere un'Olimpiadi ad impatto ambientale la più bassa possibile. E ripeto, noi lo abbiamo come caratteristica sicuramente molto meglio della Lombardia e sicuramente molto meglio di Torino. Ripeto, Torino, gli impianti del 2006 sono stati abbandonati e se si volesse riprendere in mano quella cosa lì, la cifra è comunque importantissima da spendere. Noi su questo, anche come impatto economico, secondo me siamo messi molto meglio. Certo, certo. Allora andiamo un attimo in pubblicità, ci fermiamo 2 minuti, ma torniamo subito e allora cercheremo di affrontare la questione ancora delle Olimpiadi e poi parleremo anche di politica tra poco.